Benvenuti ad una nuova puntata di Informa Imprese. Grazie al Centro Consorzi di Sedico scopriamo assieme quali sono gli adempimenti per le imprese in questo periodo di particolare difficoltà. Linea quindi al Centro Consorzi. Eccoci qua per il secondo dei nostri incontri, pensato per fare un po' di chiarezza riguardo al coronavirus e ai suoi riflessi negli ambienti di lavoro non sanitari, partendo dalle indicazioni operative redatte il 26 marzo dalla Regione Veneto. Oggi parliamo di tre tra i principali adempimenti che sicuramente sono ben noti a tutti i datori di lavoro e che sono oggetto di discussione, modifica o sospensione temporanea. Il primo è quello che riguarda il documento di valutazione dei rischi, per il quale non è previsto attualmente un aggiornamento in relazione al coronavirus se non per gli ambienti di lavoro sanitari. Ma come già stato detto nella scorsa puntata, è necessario adottare un protocollo per la gestione dell'emergenza. Il secondo adempimento è quello della formazione obbligatoria in materia di sicurezza sul lavoro, dove c'è da dire che similmente alle attività didattiche delle scuole sono sospesi anche i corsi professionali. A tal proposito ci teniamo a specificare che il mancato aggiornamento della formazione legato all'emergenza e quindi per cause di forza maggiore non impedisce lo svolgimento del ruolo che la persona ricopre. Per fare un esempio, l'addetto al primo soccorso può continuare a intervenire in caso di necessità e la stessa cosa vale per i famosi patentini o abilitazioni all'uso dei carrelli elevatori o altre attrezzature simili. Ricordiamo però che l'aggiornamento dovrà essere tempestivamente completato una volta che verranno ripristinate le normali attività formative. Rimane comunque valida oggi la possibilità di svolgere formazione a distanza, stiamo parlando della formazione in videoconferenza oppure in modalità e-learning, ma solamente per quelle tipologie di corsi per cui la normativa lo prevede. Il terzo e ultimo adempimento di oggi è quello che riguarda la sorveglianza sanitaria, per la quale vale un po' la regola che è stata applicata dal sistema sanitario regionale, ovvero quella di sospendere tutte le prestazioni sanitarie non urgenti. Rimane comunque prioritario garantire le visite mediche per il rilascio dell'idoneità alla mansione di un lavoratore in caso di nuove assunzioni o per il rientro dopo un'assenza superiore ai 60 giorni per motivi di salute. Siamo giunti al termine, grazie per l'attenzione, arrivederci.